Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, a te la linea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, un caro saluto, un buon fine settimana, ci ritroviamo. Umanitaria Padana è sempre attiva su tanti fronti e io devo ringraziare i nostri ascoltatori e anche i nostri benefattori perché quest'anno avevamo fatto un appello proprio per aiutarci a sostenere una serie di progetti, soprattutto in Pakistan, per i cristiani perseguitati e per i cristiani in difficoltà, e devo dire che c'è stata veramente una risposta generosa e pronta dei nostri benefattori. In modo particolare sarete felici di sapere che i ragazzi che abbiamo liberato praticamente dalla schiavitù, i 2 orfani rimasti orfani di una famiglia di fabbriche di mattoni in Pakistan, è libera, adesso vive con lo zio, padre Angelo insieme a padre Edward si stanno anche occupando della loro formazione perché possano avere un futuro migliore di quello che il destino gli ha riservato fino a questo momento. Quindi grazie a tutti. Padre Angelo ci ha fatto una nuova richiesta che noi stiamo portando avanti un po' per volta in base alle risorse che arrivano e oltre naturalmente al progetto solito per le famiglie fabbriche mattoni per far studiare i bambini e delle ragazze cristiane povere con le loro famiglie che porta avanti padre Edward. Padre Angelo ci ha sottoposto il caso di una famiglia di cristiani, di parrocchiani, dove il papà è mutilato senza le gambe e quindi potete immaginare in quel contesto. In più hanno avuto un'alluvione che gli ha portato via l'abitazione. La prima volta con pochi, ovviamente rifare una casa in Pakistan non ha costi minimamente paragonabili ai nostri, anche perché le loro case sono semplicissime, sono dei cubi di mattoni dove c'è un rifugio per le piogge, un cortile dove per lo più si dorme quando fa caldo e non piove, e poi vengono fatti di solito altri due cubotti, uno ad uso bagno e l'altro a uso cucina. A questa famiglia avevamo già realizzato il primo cubo con diciamo il cortile. Adesso ovviamente i costi non sono paragonabili a quelli che costerebbe una casa da noi, però non sono neanche totalmente irrilevanti, parliamo comunque di poche migliaia di euro, poche unità di migliaia di euro, comunque là sono una cifra paragonabile al farsi una casa qua basica, quindi voglio dire per quelle che sono le possibilità della gente là. In più qui stiamo parlando di una famiglia alluvionata che ha perso tutto col padre senza gambe, e non è che lì ci siano protesi o chissà che, quest'uomo praticamente è totalmente invalido e ci sono anche dei bambini. Allora gli abbiamo adesso ci è stato chiesto di aiutarli perché ormai sta arrivando, anzi è iniziata la stagione di piogge, a finire prima che la stagione di piogge diventi più importante il discorso del bagno e della cucina. In realtà non è mai una cucina, intendiamo proprio una sorta di forno esterno, il fornello è tutta roba legna, quindi si parla sostanzialmente di una sorta di camino, forno, una cosa del genere, ok? Quindi questo è un altro intervento importante. In più c'è stato mandato una richiesta da parte di un seminarista pakistano che sta facendo i suoi studi d'agostiniano in Irlanda, che noi avevamo conosciuto in Pakistan e a breve verrà ordinato, però c'è stata una cosa particolare, che mentre io ho avuto
un problema di salute importante per mio nipotino, e devo dire, ringraziare tutti quanti hanno pregato per lui, e le preghiere della Chiesa da una parte all'altra del mondo, perché veramente sono state fondamentali. Praticamente posso dire senza timor di smentita, il mio nipotino è stato miracolato. Contestualmente è successo che proprio in Pakistan, dove si pregava per lui, un altro bimbo, tra l'altro con lo stesso nome italiano del mio nipotino, Leonardo, era in terapia intensiva. È un bambino di solo 1 anno, in questo caso, è il nipote di questo seminarista, che ci ha mandato tutte le foto, ed è stato incredibile, perché questa unità di preghiera da una parte all'altra del mondo in quel momento andava a 2 Leonardi, uno in Italia e uno in Pakistan. Tutte e 2, grazie a Dio, sono salvi. Questo bimbo a solo 1 anno si era ammalato diverse volte era finito in terapia intensiva. Allora i medici siamo riusciti all'inizio a aiutarlo per andare in un ospedale più serio. Là non esiste la sanità gratuita, i genitori sono 2 lavoratori, entrambi infermieri, quindi sono riusciti sicuramente a assisterlo, ma si sono dovuti indebitare, fare i mutui, tutto, si sono dovuti vendere tutto per portarlo all'ospedale. Però in questo ospedale, diciamo, bravi, hanno spiegato che questo bambino è molto fragile a livello polmonare e alle infezioni, e il problema di queste case così basiche, che per la maggior parte delle persone nascono, quelli che muoiono da piccoli non sopravvivono, gli altri sopravvivono e sono molto forti. In questo caso questo bimbo, che è l'unico bimbo che questa famiglia cristiana è riuscita ad avere, dopo tanti anni che l'hanno cercato, questo bimbo invece è fragile. Allora i medici hanno spiegato questi cubi famosi di cui vi parlavo, fatti di mattoni, sono molto polverosi, sono case dove c'è come il cemento per terra, questi cubi di mattoni, e i bagni sono sostanzialmente delle fosse, dei buchi, non sono né piastrellati, non ci sono sifoni, eccetera. Quindi cosa succede? Da queste fogne comuni dove ci sono questi buchi tornano delle esalazioni. È chiaro che se le persone sono forti, hanno un sistema immunitario che tipicamente hanno in quei paesi, resistono a tutto. Questo bambino, che è fragile, si ammalava, ha avuto questi problemi ripetuti polmonari, è stato in terapia intensiva, veramente poi a un certo punto era cianotico, sembrava veramente che fosse spacciato. Invece grazie a Dio si è salvato, grazie anche al fatto che noi abbiamo dato un piccolo aiuto alla famiglia per quanto riguardava il bagno, che sono stati fatti dei sifoni per evitare il ritorno, le piastrelle. Noi abbiamo tutte le foto del bambino in terapia intensiva, del bambino in ospedale e del bambino adesso, veramente cambiato colore, faccia, anche la sua stanza è stata piastrellata, cioè sua stanza dove dorme sostanzialmente all'interno è stata diciamo, più che piastrellata, è stata resa lavabile, e che non crea più questa polvere che ai suoi polmoni era veramente resiziale per i suoi polmoni, e il bambino sta benissimo. Per cui anche questo è una cosa che con pochi soldi, insomma, abbiamo salvato una vita, e quindi, ma soprattutto con tante preghiere, e quindi io vi ringrazio. Adesso il mio appello invece però riguarda un'altra cosa, perché per il Pakistan, come sempre per il progetto SOS Cristiani, c'è stata una risposta molto, molto, molto bella da parte dei nostri benefattori, e quindi io vi ringrazio a nome di questi cristiani che soffrono in queste parti martoriate del mondo. Ricordo sempre la comunità cristiana in Pakistan, è comunque una comunità di milioni di persone, ma
rappresenta solo il 2% di un popolo che per anni e anni è stato educato al peggior fondamentalismo wahhabita, compresi i libri scolastici. Quindi pensate, essere 2 a 98, eppure hanno un coraggio straordinario di testimoniare la loro fede anche in quel contesto. Quindi in più di solito sono anche persone abbastanza povere perché provengono dagli strati più bassi della popolazione, cioè quella zona del Punjab, per esempio. Molti vengono da quando c'erano anche gli indù e che anche prima della secessione del Pakistan dall'India, e dove ci sono le caste, dove c'è un fondamentalismo comunque piuttosto violento, che aggiunge in qualche modo alla discriminazione religiosa anche la discriminazione di casta, e quindi legata alla questione economica. Questa mentalità comunque in Pakistan è rimasta. Però noi col nostro progetto di Padre Edward soprattutto aiutiamo molte ragazze a emanciparsi proprio attraverso lo studio, la scuola, quindi molte fanno le infermiere o comunque acquisiscono dei lavori eccetera, per cui riescono ad avere anche un riscatto economico e autoalimentarsi. Invece l'appello che faccio oggi non è per il progetto SOS Cristiani, che quello va avanti, è sempre il più significativo insieme al progetto Guerrieri per la Pace, pronto intervento, missioni e in soccorso dei popoli colpiti da calamità, dove tra l'altro ci è appena stato chiesto aiuto anche da vecchi beneficiari che avevamo aiutato magari nel corso di terremoti eccetera, dove il terremoto non c'è. Parlo dell'Aquila ad esempio. Le strutture religiose, alcune sono ancora in ballo con tutto, quindi sono in grave difficoltà. Sara, scusami se ti Molto interrompo. spesso, quindi ci chiedono aiuto. Il nostro appello Scusami, di oggi... mi senti? Sì? Scusami, Sara, Sì? l'interruzione. E Claudio Lipodio, quando vuoi, è in linea. Ecco, allora io intanto saluto Claudio, a cui poi darò la linea, ma appunto voglio terminare con questo appello che per me è importante perché è anche un po' un inedito. Voi sapete che per tantissimi anni noi abbiamo aiutato sempre, abbiamo dato la totalità delle donazioni sempre a progetti di cooperazione nazionale e internazionale, quindi il 100% delle donazioni, anche del 5 per 1000, è sempre andato solamente ai destinatari dei nostri interventi di cooperazione, mentre tutte le spese di struttura che noi abbiamo sempre contenuto al massimo, perché noi siamo tutti volontari, abbiamo un'impiegata part-time, sostanzialmente i nostri costi di struttura sono impiegata part-time e il costo della logistica, quindi il furgone, il magazzino, che sono quei costi che ci consentono poi di portare gli aiuti materiali sia in guerra sia nelle calamità spesso anche nazionali, e quindi questi sono i nostri costi struttura. Li abbiamo sempre finanziati con i proventi della raccolta di cassonetti. Ora, siccome per tutta una serie di questioni legate anche alle guerre internazionali e quindi la gestione degli indumenti usati, che voi sapete quando vengono conferiti sono rifiuto, noi abbiamo un introito che abbiamo sempre usato per i nostri costi struttura e poi in gran parte per gli interventi di cooperazione internazionale. Ora, siccome una serie di problemi economici anche collegati all'inflazione, il problema dell'aumento dei costi del gasolio eccetera, questo servizio è sempre meno. Quel poco che riuscivamo ad avere non è, all'inizio era tanto e ci consentiva di finanziare anche tanti interventi umanitari, poi ci ha consentito di finanziare solo i costi di struttura.
ultimamente iniziamo ad aver paura anche sulla sostenibilità di quelli. Quindi il nostro appello è: noi continueremo tutte le donazioni che arrivano senza nessuna causale a destinarle ai nostri progetti di cooperazione nazionale e internazionale, ma se qualcuno volesse farci una donazione, farci delle donazioni specificatamente per i costi dell'associazione, quindi per tutte quelle attività che, ripeto, sono minime, quindi l'impiegata e la logistica, che servono, e poi ovviamente abbiamo le assicurazioni obbligatorie, che quelle sono obbligatorie per legge, abbiamo un consulente del lavoro, ma quella è poca roba, sono pochi soldi, invece le assicurazioni incidono abbastanza. Ecco, per questi costi di struttura io faccio un appello per la prima volta: anche chi volesse, ovviamente sempre su base volontaria, non destineremo altri soldi di donazione se non per i costi di struttura, se non quelli che arrivano con questa specifica causale, cioè per i costi dell'associazione. Se dovesse esserci qualcuno appunto che volesse aiutare la sopravvivenza dell'associazione al fine di poter continuare poi a destinare tutti gli altri soldi, come facciamo per ottimi interventi di cooperazione internazionale e nazionale, vi ringrazio. Lo ripeto, sempre solito sistema per aiutarci, con causale per i costi dell'associazione. Ecco, chi volesse rispondere a questo appello, vi ringrazio moltissimo e continuate a seguirci. Lascio la parola a Claudio. Un abbraccio a tutti, buona settimana. Ciao Sara. Ciao Sara. Claudio, ciao. Sì, è importante, io lo sostengo, lo dico tutte le volte. Sapete che io sono quello che poi arriva nella trasmissione una volta al mese a parlare proprio di questo fattore importante. Io quando parlavo del budget dell'associazione mettevo dentro tutto, quindi è ovvio che il 100% a donazione è complicato, cioè non sarebbe neanche veritiero, ma come l'ha spiegato adesso Sara, è così che funzionava, è così che funziona, quindi tutto quello che veniva donato va al 100% dove esattamente lo avete chiesto, nelle missioni che ci avete chiesto, oppure nella fiducia nostra, nelle missioni che si fanno per la cooperazione nazionale e internazionale. E poi erano state create anni fa queste modalità che ci permettono, quei cassonetti che ci permettevano di pagare gli affitti, di pagare l'ufficio, di pagare il furgone, le assicurazioni, la sicurezza, tutto quello che serve per far operare in sicurezza i volontari, veri volontari. È importante, sì, le guerre o quelle porcate che sono in giro purtroppo sempre più vicine a noi hanno limitato un po' il commercio probabilmente e la destinazione finale di quello che viene raccolto con i cassonetti, e quindi c'è una crisi che a catena ritorna a noi. Quindi più di 25 anni di lavoro, più di 25 anni di successi, più di 25 anni di missioni e di sorrisi donati, donati e ricevuti poi, tra l'altro. La famosa felicità contagiosa, quella che noi continuiamo a portare avanti. E è importante non fermarla, attenzione, soprattutto in questi momenti, dove c'è qualcosa di oscuro anche a volte che sta prendendo piede, sta cercando di prendere piede, e sono le associazioni come la nostra quelle che permettono di controbilanciare anche queste azioni. Quindi fare del bene, fare una piccola o grande donazione alla nostra associazione, le modalità le conoscete. Comunque io ve ne dirò una veloce, ma la più veloce è col vostro smartphone: andate sul sito internet umanitariapadana.net e guardate il link, il pulsantino rosso in alto a destra,
dove c'è scritto dona ora, dentro trovate il bollettino postale, i 2 IBAN, come fare per il codice fiscale per il 5 per 1000, tra l'altro che non vi costa nulla. Date al vostro commercialista e dite al vostro commercialista, quando c'è qualcuno che non sa a chi dare il 5 per 1000, digli che lo conferiamo all'Umanitaria Padana. Non arrivano domani questi fondi, ma ci permettono, tra qualche mese, sapendo quanto sono state le raccolte il 5 per 1000, ci permettono di programmare cosa faremo fra 2 anni, o tra 1 anno, fra 3 anni. Quindi questi fondi ci permettono di pianificare gli aiuti, quindi anche di estendere questo bellissimo e contagioso bene che noi continuiamo a portare avanti. Mi raccomando, dateci, come facciamo noi, dateci una mano anche voi a fare in modo che tutto funzioni, tutto continui a funzionare. Ci sono momenti dove bisogna fare qualcosa di più, questo è uno di quelli. Noi non vediamo l'ora di dimostrarvi come funziona e come abbiamo operato, grazie anche a voi. Mi raccomando, umanitariapadana.net è il sito, dal vostro smartphone o dal computer anche adesso. Andate a fare copia e incolla dell'IBAN e fate una donazione istantanea alla nostra associazione. Ovviamente scrivendo nella causale cosa volete sostenere. Oggi è importante la sopravvivenza della struttura, quindi è importante che la causale possa essere, che uno può anche non scrivere la causale, ma se viene definita, per noi è più etico utilizzare quei fondi. Quindi se nella causale c'è scritto per la sopravvivenza, per l'uso interno dell'associazione, per l'infrastruttura dell'umanitaria, quindi questo è quello che faremo sicuramente. Regia, mi sa che siamo arrivati all'ultimo. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.